Sì, grazie Presidente. Vede, anche per me sarà l'ultimo intervento di questa 18ª legislatura e mai avrei immaginato, pensato, voluto fare un intervento di questo calibro. Ieri è già stato ricordato brevemente qui alla Camera dei Deputati una persona, il direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, Omar Monestier, che è mancato purtroppo qualche ora fa, qualche giorno fa, nella sua casa. Lui abitava in quel frangente in provincia di Udine, a Udine. E quindi, come ultimo intervento, purtroppo lo dico un ciao direttore, dico un ciao Omar. Non mi ero mai spinto, pur conoscendoci abbastanza bene, non mi ero mai spinto nel chiamarlo per nome. Già lavorava per il Gazzettino, per il Corriere delle Alpi, per il Mattino, per il Tirreno, direttore di Messaggero Veneto e del Piccolo di Trieste. Messaggero Veneto, che è il giornale principale della provincia di Udine, il Piccolo di Trieste, che insomma tutti noi immagino conosciamo queste due testate. E c'era entrato in Friuli Venezia Giulia, lui che veniva ed era nato a Belluno, c'era entrato nel cuore, e il Friuli Venezia Giulia era entrato nel suo cuore, tanto che una delle sue ultime chiacchierate fu rispetto ai devastanti incendi che si sono purtroppo verificati sul Carso triestino in Val di Resa. Ci stava male, ci soffriva, e vado a chiudere ringraziandola per questi incendi. Ironico, emotivamente intelligente, sul pezzo come pochi. Un solo episodio, Presidente, mi creda, le rubo ancora pochi secondi. Una sera di pochi giorni fa mi ha scritto un messaggio perché dopo il lavoro, rientrando, stava ascoltando Radio Radicale e ha ascoltato immeritatamente un mio intervento e mi ha scritto un messaggio su quello che evidentemente c'era da dire su quell'intervento. Roberta Gianni e Paolo Mosanghini oggi scrivono sul Messaggero Veneto e su Piccolo: oddio Omar, che cosa hai fatto? La risposta ce l'abbiamo. Ci sei entrato nel cuore, dispiace, e penso che tutto il mondo, chiudo, dell'informazione pianga oggi il direttore Omar Monestier. Caro direttore, se puoi sentiamoci e poi vediamo che cosa fare. Grazie Presidente.